Al sindaco di Cona era stata inviata una mozione dai consiglieri di minoranza, i quali chiedevano maggiori informazioni su 3 impianti atti alla produzione di biogas nel territorio di Cona, in attività. Le proprietà di tali impianti avevano fatto richiesta per la conversione da impianti per la produzione di biogas a impianti per la produzione di biometano. I consiglieri non conoscono l'ubicazione di 2 di tali impianti che chiedono di poter riconvertirsi. Il terzo si trova nelle vicinanze della frazione di Cona. Non conoscono neppure altri dati relativi alle quantità delle biomasse, di che tipologia saranno quelle che verranno utilizzate una volta che gli impianti saranno riconvertiti a biometano. La sinistra italiana, sezione Cona e Cavarzere, ricorda che Regione Veneto e Comune di Cavarzere avevano già espresso parere contrario ai progetti che erano stati presentati da 2 società private che avrebbero dovuto produrre biometano liquefatto a Cavernier e a Revoltante. Per fare chiarezza, il gruppo chiede che venga organizzata un'assemblea pubblica per discutere del tema. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.